Primo collegio docenti per il liceo scientifico sportivo Gianelli di Chiavari. Gli insegnanti, guidati da Daniela Loero, hanno messo a fuoco gli obiettivi del progetto: inclusività, tecnologia, internazionalità, rapporti col territorio e competenze trasversali. Ripristino dei pennelli di Sant'Anna per proteggere il litorale da eventuali mareggiate. Il comune di Sestri Levante prosegue con gli interventi di messa in sicurezza della costa. A ottobre in programma l'intervento sull'arenile di Renà. Inizierà fra poco più di un anno il dragaggio del Golfo di Rapallo, stanziati 10 milioni di euro dalla Regione. Nelle prossime settimane sarà messo in sicurezza il fondale alla foce del Boate e del San Francesco. Gioia, speranza, evangelizzazione ed il richiamo alla necessità di un cambio di passo nella cura del creato. È l'eredità del viaggio del Papa in Mozambico, Madagascar e Mauritius che si è concluso questa mattina. Grande divertimento e partecipazione per il terzo torneo dei Perdonetti, la competizione di street soccer 3 contro 3 per ragazzi tenutasi questo fine settimana a San Salvatore. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque si scaldano i motori al liceo scientifico sportivo Gianelli di Chiavari per l'avvio del nuovo anno scolastico. Questa scuola paritaria cattolica, afferma il vescovo Monsignor Alberto Tanasini, vuole essere inclusiva, quindi aperta a tutti i giovani e le famiglie che lo desiderano. E per quanto possibile si faciliteranno le iscrizioni di giovani che desiderano prendere parte a questo progetto. In coerenza con il nome Gianelli e nello spirito che ha sempre ispirato anche il villaggio del ragazzo, si porrà attenzione alla persona secondo la antropologia cristiana, con l'impegno di evitare ogni scarto, ma anzi di aiutare nel progresso della formazione e degli studi chi avrà più bisogno di sostegno. Il primo collegio dei docenti ha esaminato il piano di studi per le 5 classi. Gli insegnanti incontreranno tutti i genitori venerdì pomeriggio alle 18:30. Vediamo. Primo collegio docenti per il liceo scientifico sportivo Gianelli di Chiavari e primo impegno ufficiale per Daniela Loero come coordinatrice didattica. Impegno questo nel quale sarà affiancata da Carla Zignaigo e Stefania Marchino, già insegnanti al liceo Marconi del Pino, e si avvarrà della collaborazione per alcuni progetti di Lidia Aramini, già vicepreside dell'Istituto Caboto. Tutti i progetti che riguardano i ragazzi, la loro formazione, sono delle sfide e allora per chi come me ha maturato 40 anni di esperienza nella scuola e tutte le sfide che riguardano la formazione comunque sono appetibili e vanno raccolte. Poi questa è una sfida che parte dalla diocesi, quindi un aiuto che mi è stato chiesto e che ritenevo fosse nell'alveo di una disponibilità e volontaria fosse possibile. Il liceo scientifico sportivo, istituito nel 2013 seguendo le indicazioni ministeriali, affianca l'insegnamento di discipline sportive a quello di scienze motorie sportive e introduce l'insegnamento di diritto ed economia dello sport a partire dal secondo biennio. Nell'ambito della flessibilità verranno introdotte anche alcune caratteristiche specifiche. Migliorare sicuramente l'utilizzo, quindi la conoscenza e anche l'utilizzo delle nuove tecnologie, e abbiamo proprio istituito una materia a sé nel primo biennio e nel secondo biennio. Il secondo obiettivo è quello di cercare di dare una formazione linguistica dell'inglese che non è soltanto mirata alla lingua, ma piuttosto a far sì che i nostri studenti riescano ad acquisire una dimensione internazionale con processi di mobilità, con processi di certificazioni e anche di soggiorni all'estero. E terzo, sicuramente la sfida più grande, una sinergia forte col territorio, sia con tutte le associazioni sportive ma anche con le aziende, proprio perché questo tipo di collaborazione dovrebbe condurli ad acquisire quelle soft skill, quelle competenze trasversali che adesso fanno la differenza poi nel mondo del lavoro. Il liceo, che avrà tutte e 5 le classi, si avvale del lavoro di alcuni insegnanti già operativi al Gianelli negli scorsi anni e di nuovi innesti. Insegnanti giovani, motivati, flessibili, ai quali Daniela Loero ha chiesto di rendere possibile l'impossibile. Spesso quando si ha a che fare con i giovani d'oggi hai la sensazione che difficilmente riuscirai a scalfire quel muro, che è un muro di isolamento, perché le nuove tecnologie di fatto hanno cambiato radicalmente
completamente il loro modo di essere e di rapportarsi con l'esterno, e quindi anche poi alla scoperta dei loro interessi e anche delle loro motivazioni più profonde. Quando si dice di rendere possibile l'impossibile, è proprio quello di andare oltre questi muri. E ora parliamo delle zone costiere e dei fondali delle diverse località del nostro territorio. In particolare ci occupiamo oggi di Sestri Levante e di Rapallo. Cominciamo da Sestri Levante, dove il Comune prosegue con i lavori di messa in sicurezza delle coste, iniziate dopo i danni provocati lo scorso anno dalla mareggiata di fine ottobre. Dopo il rifacimento parziale del litorale di Renà e la diga di Portobello, è la volta dei pennelli a protezione del lido di Sant'Anna. Il ripristino dei pennelli a protezione del litorale di Sant'Anna è un intervento cruciale per tutelare l'integrità del tratto di costa e la viabilità stradale. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione come misura volta al ripristino delle opere di difesa degli abitati costieri. Dopo gli interventi che abbiamo avviato poco dopo i danni della mareggiata dell'ottobre del 2018, quindi essenzialmente a ripristino parziale del litorale di Renà, dove adesso ci saranno nuovi e più importanti interventi, e al consolidamento della diga di Portobello, ora è la volta dei pennelli del litorale di Sant'Anna, per cui dopo dei primi interventi di sistemazione il nostro progetto è stato finanziato per 100.000 euro e dai primissimi giorni di settembre ci sarà la posa di massi conformi a quelle che sono le caratteristiche delle pietre di quell'arenile, fatto da natanti, fatto quindi direttamente a mare e non dalla spiaggia, che andranno a riconsolidare i pennelli in modo che fungano realmente da protezione dell'arenile. Con quell'intervento, che nell'arco del mese di ottobre dovrebbe esaurirsi, riteniamo appunto di mettere un punto importante per la protezione di quell'area marina, e poi, come dicevo prima, ci sarà la partenza dell'intervento di 700.000 euro che riguarda invece il consolidamento dell'arenile di Renà, che è stato quello più fortemente danneggiato da tutta la mareggiata dell'ottobre. L'intervento sul lido di Renà, anch'esso finanziato dalla Regione, andrà ad integrare la prima tranche di lavori che aveva permesso di ripristinare la viabilità della strada, dopo che la mareggiata aveva demolito la scogliera di contenimento della piazzetta Belvedere ed eroso l'unico accesso carrabile alla frazione. Intanto a Rapallo è stato confermato lo stanziamento di 10 milioni di euro per il dragaggio del Golfo, che inizierà presumibilmente attorno alla fine del 2020. Un'opera attesa da tempo, che però avrà già un prologo nelle prossime settimane, con la messa in sicurezza del fondale in corrispondenza della foce dei torrenti Boate e San Francesco. Saranno attinti dai fondi europei 10 milioni di euro destinati dalla Regione a Rapallo per il dragaggio completo del Golfo. Il programma dell'intervento è stato dettagliato nel corso di una riunione fiume che si è tenuta in Regione con i tecnici, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Le tempistiche sono queste: entro settembre dovremo dare l'incarico sulla progettazione di questo intervento enorme che riguarderà tutto il Golfo e cuberà circa 10 milioni di euro. 10 milioni di euro che ieri Regione Liguria ha già stanziato per questo tipo di intervento, quindi sarà una corsa contro il tempo per riuscire a rispettare tutte le calendarizzazioni. L'intervento, una volta appaltato, dovrà concludersi obbligatoriamente entro 18 mesi. I tempi tecnici e burocratici per espletare la gara non sono certo brevissimi e quindi l'avvio dei lavori in linea di massima potrebbe essere attorno alla fine del 2020. Secondo il cronoprogramma del Comune, però, in totale il dragaggio potrebbe durare meno di 18 mesi. L'intervento, quindi, noi quantifichiamo però abbia una durata minore di circa 12 mesi, e valuteremo una sospensione chiaramente nel periodo estivo per non andare a impattare sul turismo. Intanto, una settimana fa Rapallo ha ricevuto una cifra pari a poco meno di 1 milione di euro, sempre da Regione Liguria, per finanziare un primo intervento di messa in sicurezza dei fondali, lavori questi che inizieranno a breve. Questo è un intervento altrettanto importante anche dal punto di vista del rischio idrogeologico. L'intervento verrà focalizzato sulle canne focive dei 2 torrenti che sfociano nel nostro Golfo, quindi Boate e San Francesco,
Sul Boate in particolare l'intervento sarà leggermente più ampio perché provvederemo a svuotare la vasca di decantazione che c'è alla fine del fiume stesso, che erano ormai anni che era atteso questo intervento. Proseguiremo con l'intervento anche con la messa in sicurezza del fondale, quindi del molo Duca degli Abruzzi. In questo caso le tempistiche quali saranno? Allora, l'intervento in questo caso deve essere appaltato entro la fine di questo mese, quindi entro l'estate prossima l'intervento sarà concluso. Un rogo per cause ancora ignote ha distrutto nella notte alcuni motocicli e parzialmente danneggiato un'auto a Riva Trigoso di Sestri Levante. Per spegnere le fiamme attorno alle 2:30 di questa notte è intervenuta sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Chiavari. In corso le indagini per chiarire le origini del rogo e, nel caso sia stato doloso, per individuare gli eventuali autori. Si è concluso il 31esimo viaggio apostolico di Papa Francesco che ha toccato Mozambico, Madagascar e Mauritius. Questa mattina alle 8:30, quando in Madagascar erano però le 9:30, il Papa è partito da Antananarivo per il rientro a Roma Ciampino. Dopo la messa in privato, il congedo dall'Annunziatura Apostolica in Madagascar, dove Papa Francesco ha salutato una decina di anziane povere in rappresentanza delle persone che vengono assistite dall'Annunziatura stessa. Quindi il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e la partenza verso Roma. Un riassunto, un commento a quello che è stato questo 31esimo viaggio apostolico si trova oggi sul sito Vatican News a firma del direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione Andrea Tornielli. Gioia, speranza e responsabilità è la triplice eredità del viaggio apostolico di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius. Lo scrive nel suo editoriale pubblicato su Vatican News il direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione Andrea Tornielli. Di questi giorni intensi e straordinari rimangono innanzitutto impressi nella mente i volti pieni di gioia dei bambini, delle donne e degli uomini che hanno accompagnato Francesco lungo le strade ora fangose e ora polverose di Maputo e Antananarivo, e che hanno animato, nel vero senso della parola, le stupende liturgie celebrate nei 3 paesi, scrive Tornielli. La gioia che hanno saputo esprimere, nonostante le difficoltà e le condizioni precarie in cui molti di loro sono costretti a vivere, ha qualcosa da insegnare a tutti. Insegna che nel calcolare il benessere di un popolo non sono sufficienti i parametri legati al dato economico. La fede vissuta, l'amicizia, la capacità di relazione, i legami familiari, la solidarietà, la capacità di godere delle piccole cose, la disponibilità a donarsi, non potranno mai entrare nelle statistiche, si legge ancora nell'editoriale. Secondo Tornielli, il momento più commovente del viaggio è stato l'incontro con gli 8.000 bambini di Akamazoa, nel luogo dove prima si trovava un'enorme discarica e dove ora sorgono piccole ma dignitose casette in mattoni, scuole e luoghi di ricreazione. L'opera iniziata una trentina di anni fa da padre Pedro Peca è uno dei tanti tesori nascosti della Chiesa cattolica nel mondo. Quanti padre Pedro, si chiede il direttore del Dicastero Vaticano per la Comunicazione, ci sono in Africa, Asia e America Latina, ma anche nelle periferie più problematiche dell'Occidente. Contemplando i volti di quei bambini ci si imbatte nell'essenza della Chiesa e della sua missione, evangelizzare e promuovere l'uomo, scegliendo la vicinanza ai più deboli e agli scartati, testimoniando la presenza di un Dio che ha deciso di vivere e rimanere sempre in mezzo al suo popolo, come ha detto Francesco ad Akamazoa. Più volte in questi giorni il Papa ha spronato sacerdoti, religiose e religiosi a ravvivare il fuoco dello spirito missionario che non può prescindere dalla vicinanza a chi soffre. Francesco ha anche invitato a non considerare la condizione dei poveri come una fatalità e così l'altro filo rosso che ha legato gli appuntamenti del viaggio è stato un richiamo alla responsabilità dei governi perché si possano intraprendere nuovi cammini sulla via dello sviluppo, conclude l'editoriale di Andrea Tornielli. Cammini innovativi capaci di mettere in discussione l'attuale modello economico-finanziario, rendendo i popoli protagonisti della costruzione di un futuro più giusto, solidale, rispettoso della dignità della vita, delle culture e delle tradizioni, ma anche rispettoso del creato che è stato donato perché venga trasmesso ai figli senza depredarlo. Messaggi pronunciati in Africa e per l'Africa, ma destinati anche a tutto il mondo.
Giovedì 12 settembre alle 21 all'Istituto Maria Luigia di Chiavari la compagnia teatrale A Piedi Scalzi di Levi porterà in scena la commedia musicale in 2 tempi Frate Francesco, liberamente ispirata al musical Forza Venite Gente, opera andata in scena, come vedete dalle nostre immagini, con straordinario successo nel mese di agosto a Levi. Il riadattamento e la regia dell'opera è di Francesca Lamarca e Iris Conti. Tra i protagonisti il 25enne chiavarese Niccolò Pagliettini nel ruolo di Francesco, la 18enne Francesca Baratta nel ruolo di Chiara, Gianluca Rolandelli che impersonerà Pietro di Bernardone, padre di Francesco, mentre Silvia Lozniker sarà Cenciosa. A Piedi Scalzi è un gruppo amatoriale costituito ad hoc per la realizzazione di questo progetto, con l'obiettivo di condividere insieme un cammino di crescita e unità sancito dalla nascita della zona pastorale di Levi e Camposasco. L'idea, partita da alcuni elementi del coro interparrocchiale, ha coinvolto un gruppo di giovanissimi, bambini della scuola dell'infanzia e primaria già avviati al canto corale nell'ambito delle attività scolastiche svolte nel plesso Levi Crocetta. Lo spettacolo sarà interamente tradotto nella lingua dei segni italiana grazie alla collaborazione di Titta Arpe e Noemi Zerbone. Le offerte che saranno raccolte nel corso della serata saranno devolute a Telepace. E questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15 andremo dietro le quinte della rappresentazione teatrale curata dalla compagnia teatrale A Piedi Scalzi e, come detto, portata in scena nel mese di agosto a Levi nell'ambito della nostra trasmissione Si può dare di più, che ospiterà anche le interviste realizzate in occasione del concerto Noi per voi a favore dei bambini che hanno perso i genitori nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi abbiamo gli aggiornamenti e altri servizi. Avvenire titola Conte, mitezza e riforme, fiducia alla Camera con 343 voti, impegna un nuovo stile di governo e a uno sviluppo sostenibile, asili gratis, primo annuncio, Gentiloni verso l'economia dell'Unione Europea, Lega e Fratelli d'Italia contestano in aula e in piazza. E poi c'è la fotonotizia che riguarda il viaggio africano del Papa, il Papa in Africa, no ai modelli che sacrificano giovani e ambiente, la povertà non è fatalità. E poi, sempre dalla prima pagina di Avvenire, Facebook cancella Casa Pound e odiatori. Andiamo nelle pagine interne, oscurato anche il profilo Instagram della formazione di estrema destra, giro di vita su chi istiga all'odio, stop a chi spinge all'intolleranza e attacca gli altri, nel mirino anche Forza Nuova che rispondono è un complotto. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX che viene divisa in due, da una parte il governo di Conte e di Maio e dall'altra l'opposizione formata da Toti, Meloni e Salvini. Prima fiducia a Conte in un clima da stadio, lui promette riforme, la piazza urla al voto, Coria una sedia scardinata nel dibattito alla Camera, Lega e Fratelli d'Italia attaccano, il Premier replica duramente e accusa Salvini. Il commento di Marcello Sorgi, un'atmosfera di conflitto. Nel programma Scuola, Clima e Famiglia, in cima all'agenda cautela sulla società autostrade. E poi c'è il retroscena svelato da Carlo Bertini, il PD vuole offrire la presidenza a Renzi, l'ex premier è tentato. Gentiloni nomina pronta agli affari economici, King ex Banca d'Inghilterra, la Brexit ci darà vantaggi, fronte unico governo BCE, serve un patto anticrisi. E sulla prima pagina del Secolo trovano spazio anche due notizie locali, muore lo storico vigile di Portofino dopo un trapianto di cuore. Il vigile Giarratana purtroppo non ce l'ha fatta, a 67 anni è morto, e dall'altra parte Rapallo spunta una villetta nel borgo di San Michele di Pagana. Andiamo a vedere appunto dal Levante del secolo XIX, casa spostata da Chiniero a San Michele, spunta il progetto di una nuova villetta, chiesta l'applicazione del piano regionale con delocalizzazione dell'immobile e aumento del 35% della cubatura. Ci sono delle accuse, assalto al borgo più attendibile con il trasferimento dei volumi, ma il sindaco Bagnasco dice ci siamo opposti alla cementificazione di San Michele di Pagana, le sole deroghe possibili sono per le opere pubbliche come il tunnel. Sempre dal secolo XIX di oggi, scuola ligure senza guida, la Corte dei Conti blocca le nomine del Ministero, stoppato il provvedimento firmato con il governo in piena crisi, poca trasparenza, salta così l'insediamento del provveditore Luciana Volta, il posto è vacante da 9 mesi e i sindacati si lamentano, l'emergenza ormai è continua, mancheranno alcuni insegnanti. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi.
Grazie Emanuele e un saluto a chi ci segue da casa. Non è stato un cinghiale ad uccidere il 78enne cacciatore residente a Lavagna, trovato senza vita venerdì scorso a Rovegno. L'autopsia ha evidenziato infatti che la morte è stata causata da un colpo di fucile all'inguine. Non è ancora però stata chiarita la dinamica dello sparo. Secondo la prima ricostruzione, riportata appunto anche da Telepace, sembrava probabile che l'uomo potesse essere morto in seguito alla carica di un cinghiale. Tra le ipotesi rimane comunque probabile che possa essere stata la carica di un cinghiale a provocare poi lo sparo che ha inavvertitamente colpito l'uomo. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, siamo allo sport, parliamo del torneo dei Perdonetti che si è svolto il 7 e l'8 settembre nella Scuola Rocca di San Salvatore di Cogorno, organizzato dal Villaggio Calcio, si è svolto in concomitanza della tradizionale festa dei Perdoni e dei Perdonetti. Vediamo. Terza edizione per il torneo dei Perdonetti, che ha coinvolto tanti ragazzi dai 7 ai 14 anni che hanno partecipato alla contesa, divisi in 4 categorie d'età. Il torneo è iniziato la serata di venerdì 6 settembre con le squadre femminili, per continuare con i circa 100 ragazzi che hanno giocato nelle 2 giornate successive. In che cosa consiste questo sport? Allora, questo sport consiste nel gioco del calcio in una gabbia di 8 metri per 16, delimitata da pareti e da reti protettive, anche la rete a cielo. Si gioca 3 contro 3, non ci sono tempi morti in quanto la palla è sempre in movimento, quindi è un calcio molto tecnico, rapido, di fantasia. I bambini soprattutto si divertono molto perché la palla, come dicevamo, è sempre in movimento e quindi questo per i bambini aiuta molto a divertirsi e a rimanere sempre in gioco. Siamo molto contenti di portare questa disciplina di street soccer, che quindi è un gioco, il gioco proprio che facevamo noi quando eravamo ragazzi, il gioco di strada, che sviluppa molto la parte motoria, la parte di coordinazione dei ragazzi e quindi molto felice di aver fatto questo torneo. Per quanto riguarda il Villaggio Calcio? Per quanto riguarda il Villaggio Calcio, quest'anno non ci siamo mai fermati, è stata un'estate ricca di appuntamenti, a partire dal calcio tennis organizzato al Villaggio del Ragazzo, per poi passare ai vari camp day organizzati per ogni leva che abbiamo noi in associazione, e per poi arrivare alla Dio Dufantin con il servizio bar e adesso alla manifestazione Torneo dei Perdonetti con la 4 giorni di torneo di calcio in gabbia. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima come sempre andrà in onda a partire dalle 19:15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.